Rieccoci qui insieme, stiamo parlando di rivalutazione delle pensioni, di situazione che emergerà con il prossimo anno. Aveva accennato al segretario Cestaro a un discorso anche relativo alle uscite anticipate e l'opzione donna, chiedo io, c'è o non c'è, qual è la situazione per le signore che ci ascoltano? No, praticamente non c'è più, nel senso che era già quasi impraticabile in precedenza, cioè la riduzione pensionistica era talmente forte per cui quasi nessuno ha ceduto a quell'opzione, insomma, ecco. E in realtà è proprio sul versante delle donne dove ci dovrebbe essere un intervento più deciso. Cioè noi sappiamo tutti, lo diciamo, che il peso della gestione familiare deve essere equamente distribuito tra marito, moglie, eccetera. Dopodiché la realtà è un'altra, la realtà è che le donne si fanno carico praticamente di tutto. E quindi sarebbe necessario un sistema di protezioni sociali che fotografa questa condizione qua, assunto che faremo di tutto e di più perché la effettiva parità tra uomo e donna ci sia. Ma perché la disparità più il tempo passa più diventa evidente? E non so, sia sui trattamenti economici e naturalmente poi sui trattamenti pensionistici. Quello su cui un altro punto sul quale volevo fare un attimo un ragionamento. Abbiamo una slide del fiscal drag? Sì, sull'imposizione fiscale. Imposizione fiscale, adesso la vediamo dalla regia. Ecco, perché anche questo è stato un tema, oggetto delle iniziative che abbiamo messo in campo negli ultimi tempi come sindacato. Eccola qua. Eccola qua, ecco. Questa slide è proprio chiara, cioè prendo un reddito lordo appunto di 35.000 euro, ma insomma facendo per una cosa assolutamente media, si vedono le imposte e quindi si vede che il pensionato 8.413 di imposte. Esatto, all'anno. All'anno, sui 35.000. Esatto, noi abbiamo 35.000 euro. E quindi individuato il pensionato, il lavoratore dipendente, la rendita finanziaria e l'autonomo. Il lavoratore dipendente paga 6.898 euro di imposte, la rendita finanziaria, che vuol dire se questi soldi sono messi a reddito in qualche modo dal punto di vista finanziario, 4.375 di imposte. E un autonomo in flat tax, quindi attenzione, quindi non una partita IVA ordinaria, un'imposta di 4.095 euro all'anno. Sono sempre tanti comunque, che sia l'ultima o la prima, però è evidente che il pensionato e il lavoratore dipendente. Siamo arrivati al paradosso nel quale il pensionato è quello che paga più tasse di tutti. La differenza tra il pensionato e il lavoratore dipendente sta nel fatto che il lavoratore dipendente ha delle detrazioni fiscali che il pensionato non ha. Attenzione perché adesso il governo provvederà a una riduzione fiscale anche sugli aumenti contrattuali, su alcune prestazioni straordinarie, sulla contrattazione di secondo livello. Ora, teniamo conto che queste sono richieste che ha fatto anche il sindacato nel tentativo di ridurre quello che viene chiamato il cuneo fiscale tra quello che è il lordo e quello che è il salario netto. Ma avanti per questa strada si creerà una condizione un pochino complicata nel momento in cui il lavoratore dipendente va in pensione. Ora, noi eravamo abituati ad avere grosso modo un trattamento pensionistico che stava tra il 70 e l'80%, in alcuni casi anche meglio, ma insomma
dell'ultima retribuzione mediamente percepita negli ultimi anni. Qui già con il sistema di calcolo contributivo questa percentuale si abbassa, ma si troveranno questi neopensionati ad avere uno scarto significativo tra la retribuzione da lavoro dipendente e pensione, perché non ci saranno più le detrazioni fiscali, ma pensi, per dirne una, ai ticket. Ora tutti i lavoratori dipendenti hanno il ticket per indennità di mensa, che sono 7 euro, 8 euro. Non tutti. Quasi tutti, diciamo, poi certo ci sono alcuni. Ci sono gli sfortunati. Ci sono degli sfortunati, però. No, ma io ho saputo che poi alcuni anche dipendenti pubblici non ce li hanno più, mi hanno detto comunque. Mi pare alcuni. Strano, comunque. Alcuni comuni, dire, ho però, sentito anche diciamo, questo. vuoto per pieno, la quasi generalità dei contratti di lavoro hanno stabilito, insomma, ecco, il pensionato quella roba non ci avrà più. Se gli aumenti contrattuali sono defiscalizzati, il pensionato l'aumento contrattuale non ci avrà più. Cioè, quindi questo scarto che abbiamo visto prima tra il pensionato che paga più tasse del lavoratore dipendente sarà uno scarto che aumenterà ancora di più. Quindi noi saremo di fronte a un doppio fenomeno, e cioè dei trattamenti economici, diciamo, fiscalmente di miglior favore che il lavoratore dipendente ha fin tanto che è in servizio e che non ce l'ha più quando andrà in pensione. E in più un calcolo del sistema pensionistico, come abbiamo detto, costruito sui contributi effettivamente versati, che riduce ancora di più la pensione. Allora, su queste operazioni io dico sempre che bisogna starci attenti, perché il rischio che tu abbia appunto una platea di persone, di pensionati poveri. Se poi ci aggiungiamo questa grande questione del fiscal drag, che cos'è il fiscal drag? Spieghiamolo un attimo per chi ci ascolta. È semplicemente quella cosa per cui, siccome viene aumentata la mia pensione, in questo caso dell'1,4%, quell'aumento, una parte di quell'aumento finisce in tasse. E quindi abbiamo fatto anche dei calcoli per cui quando gli aumenti sono, diciamo, di entità ridotta, quell'entità già di per sé ridotta viene ulteriormente erosa da quello che si chiama appunto drenaggio fiscale. Allora anche qua stiamo chiedendo che ci sia un sistema di riconsiderazione dell'impianto fiscale che veda una sorta di restituzione del drenaggio fiscale. Si tenga presente che previdenza e fisco messi assieme sono quelle materie di rango costituzionale che definiscono il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Ecco. Allora, queste questioni non possono essere affrontate come purtroppo è stato fatto negli ultimi anni, come si dice, un tanto al chilo, no? Cioè, sposto adesso il governo dice faccio una grande operazione di riduzione del fisco perché porto la seconda fascia di tassazione dal 35 al 33%, cioè una riduzione di 2 punti percentuali. La fascia di reddito che va dai 28.000 ai 50.000 euro. Allora, siccome io la spesa non la faccio con la percentuale, ma la faccio con gli euro, allora una riduzione di 2 punti percentuali di chi ha, diciamo, da 28.000 a 29.000 euro è 0, cioè proprio niente. Quell'effetto invece si vede in maniera più significativa più aumenta il reddito. Certo. Perché è una riduzione in percentuale e quindi chi ha un reddito di 40, 45, 50, 60, 70 mila euro ha un beneficio decisamente maggiore in termini di valori assoluti di chi ha un reddito molto più basso. Certo, allora
anche qua di fatto si favoriscono le retribuzioni alte e altissime, perché poi quella percentuale rimane anche quando tu prendi 200.000 euro, 300.000 euro, quella è una percentuale, un meno 2% di tassazione che resta. Quindi anche qua abbiamo detto bisogna riconsiderarle questo impianto fiscale, perché si sta dimostrando che vengono penalizzate i redditi, diciamo, di quelli normali, che sono attorno ai 28-30.000 euro all'anno, e vengono pesantemente favoriti i redditi molto alti. Teniamo conto che noi abbiamo un impianto costituzionale che dice che uno più ha reddito e più deve contribuire, diciamo, allo Stato, alle spese dello Stato, anche perché come ho detto anche in qualche altra occasione, proprio in questa vostra trasmissione, quando io vado all'ospedale, l'ospedale ha un costo per me che è tanto quanto quello dell'autonomo con la flat tax, di quello che ha la renta finanziaria, cioè costiamo uguale, cioè non è che lui costa di meno, io costo di più, costiamo uguale. Allora i servizi vanno sostenuti, perché anche qua è vero che in questo paese si pagano tante tasse, ma le paga tante tasse chi le paga, ecco. E poi appunto i dati ci dicono, non nostri, che c'è un'evasione fiscale che si attesta attorno ai 100 miliardi all'anno. Allora le tasse sono tante perché le pago io. Ecco, se le pagasse anche quello che non le paga, probabilmente pagheremo tutti quanti un po' meno. E ripeto, il tema fiscale e previdenziale è quello che definisce il patto di cittadinanza, il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Quindi è necessario che, se qualcuno avesse voglia di aprire un confronto con le parti sociali, non necessariamente solo con il sindacato o solo con il sindacato dei pensionati, ma con la parte della società civile, e dire dove vogliamo andare, perché i soldi sono tanti. Questo è un paese ancora, diciamo così, dove grosso modo cioè, non è un paese ancora sceso completamente nella povertà, però sono dei campanelli d'allarme importanti. Sono ormai quasi 9 milioni gli italiani che hanno rinunciato a curarsi, i costi per la sanità sono diventati sempre più alti, i servizi diventano sempre più carenti. Perché? Perché naturalmente questi servizi si reggono sul fisco. E quindi se continuiamo a dire paghiamo meno tasse, alla fine ma i servizi chi è che li paga? Però bisogna anche togliere gli sprechi che ci sono. Questo è assolutamente perché sennò abbiamo visto il nostro potere d'acquisto è eroso, l'economia non si muove più, e questo è un danno per tutti. Torniamo a parlare anche di questo, perché sono argomenti importantissimi, ma ricordiamo a voi, grazie Massimo Cestaro, voi telespettatori avete visto gli indirizzi, fatevi controllare la pensione, ecco qua, chiamate le sedi, fate una prenotazione, andate, perché tante volte ci sono delle situazioni a cui avreste diritto, dei soldi, però se non ne fate domanda espressa li perdete, e quindi controllatina la pensione, male non fa. Grazie ancora. Grazie a voi. Buon proseguimento a voi cari telespettatori, e noi ci rivediamo presto.